Ludovica Martino, partiamo innanzitutto dalla serie, da Iolo. Che ruolo hai nella serie? Io interpreto Laura, la serie è una commedia romantica, la possiamo definire, una branded series, ed è una serie molto fresca, molto giovane, che parla a un pubblico molto ampio ed è divertente, è molto molto comica, succedono tante cose, tanti imprevisti, tante cose comiche, divertenti, è molto leggera, è proprio secondo me quello che serve un po' dopo l'estate, no? Che ancora rimaniamo in quel clima di rilassatezza e quindi potrebbe accompagnare bene. Ecco. Per la costruzione del ruolo, del personaggio, hai sempre, anche in questo caso, qualche particolare riferimento di qualche attore che ammiri, di qualche attrice che ammiri? Ma ce ne ho tanti, però in questo caso sono andata molto sciolta e mi sono affidata tantissimo a Michele Bertini, il regista, e abbiamo fatto tante letture insieme. Devo dire ci siamo messi anche con Lorenzo Adorni, che è l'attore che interpreta appunto il mio partner nella serie. Ci siamo subito trovati, abbiamo creato questo triangolo divertente, quindi ci siamo fatti varie letture e mi sono proprio affidata a Michele. Mi sono tanto divertita, cioè chiudere gli occhi e lasciarti andare e stare semplicemente in ascolto e in reazione a quello che fa l'altro mi ha fatto un sacco divertire. Senti, non posso che non chiederti come ti ha cambiato in questi ultimi anni il ruolo di Eva di Scam, anche un po' la vita da attrice, nella carriera, un po' in generale. Beh, tanto, nel senso che mi ha dato una grandissima spinta, è stato un bel ferro di cavallo per me, ormai è una serie che ho fatto nel 2017, quindi parecchi anni fa, però è stata la mia serie proprio del cuore, dove ho avuto la fiducia grande di mettermi in mano, insomma, la protagonista di una serie da parte di Ludovico Bessegato, che non smetterò mai di ringraziare, che è il regista, che ha deciso appunto di affidarmi la sua protagonista e ha deciso di darmi la prima opportunità, che è quella che un po' cercano tutti quelli che sognano di fare questo lavoro agli esordi, no? Il primo sì, e quindi per me è sempre stata la mia serie proprio preferita e anche a cui sono più affezionata probabilmente. L'abbiamo vista nei migliori giorni, presto anche in Resurgis, è un bel momento. Sì, è un bel momento, adesso esce anche Vita da Carlo con Verdone e uscirà Resurgis, uscirà Il mio posto è qui, che è un film di Daniela Porto e Cristiano Bortone, in cui diciamo parlo calabrese stretto degli anni 40, quindi pure là c'è stato un lavoro certosino, direi, faticoso ma bellissimo, di cui sono estremamente soddisfatta, quindi è un bellissimo momento, sono grata e felice. In chiusura, c'è qualche regista con cui nei prossimi 2 o 3 anni ti piacerebbe in particolar modo lavorare e perché? Garrone mi piace tantissimo, mi piacciono tutti i suoi film, da Primo Amore, quindi dagli esordi, lo seguo con molta stima. E Sorrentino, Sollima, infatti vorrei vedere se riesco il film qui a Venezia, ce ne sono tanti, secondo me abbiamo veramente dei registi fantastici qua in Italia, tante storie da raccontare, un'ape. Grazie mille Ludovica. A te.